vi invito a applaudire in maniera molto energetica il mitico Davide Marcomini. Grazie Alessio. Ciao a tutti. Stai bene col gilet rosso? La norma non mia moglie, Qui parliamo della CEI 793. Noi andremo a vedere nel corso di questa giornata queste differenze. Vabbè, una breve presentazione per chi non mi conosce, qualche cosa che ho fatto negli anni e perché sono qui oggi. Tra l'altro oggi esce il mio libro, quindi lo dico con orgoglio perché ci tenevo che foste i primi. Andiamo avanti e iniziamo a vedere le differenze tra l'infrarosso passivo PIR e l'infrarosso attivo AIR, Active Infrared. Chiaramente nelle barriere degli impianti di allarme e intrusione saranno trattati diversamente il trasmettitore e il ricevitore, mentre l'infrarosso passivo è il classico sensore. Vediamo la differenza tra questi due oggetti, dal mio punto di vista, è che l'infrarosso passivo può essere eluso in un determinato modo che vedremo nel pomeriggio, quindi io mi concentro e vorrei che ci concentrassimo oggi su questi aspetti. Io non vi dirò usate questo piuttosto che quest'altro. Io vorrei che usciste di qui con la consapevolezza di come funzionano le tecnologie che usate tutti i giorni, che usiamo tutti i giorni. Poi vai a vedere, usano l'infrarosso passivo. Non basta un QR code o un collegamento a una centrale operativa per parlare di innovazione tecnologica. Se vogliamo parlare di innovazione tecnologica dovete darmi delle tecnologie che non esistevano prima, altrimenti che innovazione è? Come funziona il PIR? Quindi se parliamo di lente di Fresnel, a che cosa dobbiamo fare particolare attenzione nell'installazione di un infrarosso passivo? Prima di tutto, che cosa dobbiamo sapere in merito all'utilizzo dell'infrarosso passivo? Vediamo per alzata di mano che cosa rileva meglio un infrarosso passivo, l'avvicinamento o l'attraversamento. L'infrarosso attivo, quindi siamo alle nostre barriere AIR e vediamo il nostro TX, il nostro RX. Se parliamo di microonde parliamo di una tecnologia attiva, cioè emetto, sono io rilevatore che emetto qualche cosa, a differenza dell'infrarosso passivo. Poi vedremo oggi come si elude un infrarosso passivo e vedrete che non riesco invece ad eludere con la stessa tecnica una microonda. Quale di queste tecnologie metterà più in difficoltà Berlino? Cioè, quale fra le tecnologie che abbiamo visto finora resisterà più all'attacco di un ladro? E quindi dove può funzionare l'effetto di Hall? O in un contatto magnetico wireless o in un contatto che comunque devo alimentare. Chi ha visto il mio corso sui contatti magnetici del circolo avrà ben presente queste slide. Passatemi, mi viene alla memoria che non so se sia corretto chiamarlo flussostato della lavastoviglie funziona grazie a un interruttore RID. Questo si evita bilanciando la linea, sappiatelo. È facilmente eludibile. Lo vedremo nel dettaglio oggi pomeriggio e questo lo potete provare in qualsiasi circostanza senza che ve lo dica Davide Marcomini. Non serve alimentazione, quindi come il RID è un componente passivo, io grazie a te ho fatto installare questo tipo di rivelatori nel nostro impianto d'allarme e quindi volevo sapere, ma proprio per una curiosità mia personale, per alzata di mano, chi li ha già usati. Capite
che se gli vendete sta roba qua al cliente gli date un servizio. Come ho detto prima, l'effetto di Hall è un componente elettronico che va alimentato, ma questo si traduce quasi sempre in maggior sicurezza. Facciamo partire un video che è un estratto, se la regia mi aiuta,